Ci sono 10 accorgimenti che se li metti in pratica da stasera stesso puoi andare a prendere il controllo della tua insonnia. Cosa vuol dire insonnia? Vuol dire non dormire bene per più di 1 mese, più di 2 mesi. L'insonnia non arriva semplicemente perché c'è un qualcosa di sbagliato all'interno di te, c'è qualcosa che puoi, risolvere con una pillola magari di melatonina. No, è un qualcosa che deve essere riprogrammato a livello centrale del tuo sistema nervoso attraverso questi 3 fattori: pensieri, emozioni, comportamenti. Infatti parliamo della terapia cognitivo-comportamentale mirata all'insonnia. Ce n'è una mirata all'ansia, ce n'è una mirata all'insonnia. Ci sono anche quelle mirate al dolore, ma qui parliamo principalmente dell'insonnia. Tra l'altro, aperta parentesi, dolore e insonnia, quindi problematiche di sonno, vanno di pari passo. Io mi occupo di dolori persistenti come cervicalgia, emicrania e mal di schiena. Noto che molti dei miei pazienti che soffrono di dolori persistenti hanno problematiche di sonno. Questo lo si vede anche negli studi scientifici, come la maggior parte delle persone che soffre di dolori persistenti soffre di insonnia. Ecco perché questo video infatti ti aiuterà a prendere 10 accorgimenti per migliorare il tuo sonno e quindi migliorare anche il tuo dolore o sintomi, come anche fatica e ansia. Il primo è quello del non alcol, ok? No alcol. Anche se ti sembra darti un aiuto per addormentarti, magari un bicchiere di vino, una birra, questo ti sta rovinando il ciclo del tuo sonno, in particolare la fase REM, Rapid Eye Movement. In questa fase, che ci sono 3-4 fasi nel sonno, questa è la fase di rigenerazione cellulare, quindi dove andiamo a ripulire le cellule che si sono andati a danneggiare durante il giorno. Questa è una fase molto importante come tutte le altre, però notiamo che chi assume alcol o qualsiasi bevanda alcolica va a distruggere la fase REM, ok? Quindi il secondo, cena leggera e presto. Cena leggera e presto. Perché? Perché qui stiamo parlando appunto di digestione. Una cena pesante, cosa intendo? Di abbuffarsi troppo prima di andare a dormire, questo non va bene. Quindi idealmente aspetta 3 ore, 2-3 ore prima di andare a dormire se hai fatto una cena, ad ore dopo le 8, le 9, ok? Qui normalmente in Sardegna si mangia molto tardi, io tendo a mangiare alle 7 e da lì insomma andare a dormire alle 10, ok? 10, 10 e mezza. Stop agli schermi, questo è un qualcosa che nella nostra vita moderna è difficile fare perché attraverso gli schermi noi ci viviamo, soprattutto se stai guardando questo video adesso su YouTube, noterai che questa luminosità ti accende, ti attiva a livello del tuo sistema nervoso, quindi evitiamo schermi subito prima di andare a dormire. Se stai guardando un video, un Netflix o quant'altro, aspetta un 30-40 minuti prima di addormentarti. Quindi non andare direttamente a letto, fai una pratica di rilassamento. Il rilassamento è sicuramente una pratica che ti consiglio, esempio la respirazione o esempio la meditazione. Qualsiasi meditazione anche di 10 minuti, 5 minuti, idealmente quelle che ti fanno scansionare il corpo dalla testa ai piedi, parliamo dello Yoga Nidra per esempio, sicuramente ti può aiutare lo Yoga Nidra, o la respirazione. La 4-7-8 per esempio è quella che io consiglio, che è una delle più efficaci. 4 secondi di ispirazione dal naso, 7 secondi di apnea, 8 secondi di espirazione lenta dalla bocca. Quindi fai 3-4 cicli di questa prima di andare a dormire.
Quindi, numero 4. Evita stimoli stressanti. Evita stimoli stressanti. Cosa intendo qua? Evitiamo di fare delle attività che ci attivano. Quindi non sto parlando solo di sport, ma stiamo parlando anche di magari dei film estremamente infelici, come si dice in inglese, adesso mi vengono solo le parole in inglese, dei film magari troppo drammatici, evitiamoli, perché ovviamente ci vanno a attivare a livello del sistema nervoso centrale. Numero 5. Calore prima, freddo dopo. Ok, su questo ci tengo molto perché è una cosa che faccio spesso, una doccia calda prima di andare a dormire, così che dopo il tuo corpo inizia a raffreddarsi ed è preparato per la fase di addormentamento, di nanna. Quindi una doccia calda può darti, o un bagno caldo può darti del sostegno. Numero 6. Camera fresca e letto fresco, quindi questo è anche molto importante. Idealmente la temperatura della stanza va dai 18 ai 19 gradi. Ovviamente questo è facile in inverno o in primavera, non è facile d'estate, dove probabilmente questa temperatura va molto oltre i 19 gradi, ecco che lì servirebbero o dei ventilatori o dell'aria condizionata. Non mi piace l'aria condizionata, ma se non la uso probabilmente non sta dormendo anche male la notte. Quindi la camera fresca attraverso appunto magari aprire le finestre prima di andare a dormire, quindi arieggiare la camera, e letto fresco, evitiamo la sudorazione, evitiamo di scaldare troppo il corpo durante la fase di addormentamento, perché naturalmente dovrebbe essere in una fase di cooling, una fase di raffreddamento, e poi la mattina, intorno alle 4, alle 5 del mattino, c'è la fase di riscaldamento per rialzarsi, ok? Quindi evitiamo magari coperte troppo pesanti e evitiamo di sudare nella fase di addormentamento. Numero 7, buio totale. Questo non fa piacere a Sharon, la mia ragazza, perché non ama la camera buia. È però una cosa molto importante non avere fonti di illuminazione, soprattutto la luce bianca, che arriva dalle finestre. Se vivi in natura questo è normale, se vivi in città probabilmente hai la luce dei lampioni, evitiamo di farla entrare durante la fase di addormentamento. Se hai problemi che il tuo partner non ama la luce, la camera buia, prenditi quelle bende da mettere sugli occhi, che su Amazon le trovi anche a meno di 10 euro. Numero 8. Prenditi il tempo necessario per dormire, che parliamo di 8 ore. Quindi se sai che ti svegli alle 6 del mattino perché devi andare a lavorare alle 7:30 o hai qualche impegno alle 7:30, alle 8, prenditi il tempo idealmente di 8 ore. Queste sono le classiche 8 ore che molti studi ne parlano, sì, 7,5, 8, 8,5, chi di più di chi di meno, però prenditi il tempo per dormire veramente. So che non parliamo solo di quantità, ma di qualità, e tutto il resto appunto è per la qualità, ma la quantità è anche importante. Numero 9, svegliati sempre alla stessa ora. Sempre stessa ora. Ora, io mi sveglio indicativamente sempre alle 7 o alle 6:30. Ora, questo d'inverno, d'estate mi sveglio alle 6, 5:30. Questo anche idealmente nel weekend se soffro di insonnia, perché quello che dobbiamo fare è dare un ritmo nuovamente al nostro corpo. Quindi non è difficile andare a dormire prima, cioè secondo me è più difficile dormire
andare a dormire prima che svegliarsi prima. Quindi se hai problemi ad andare a dormire troppo presto, magari alle 10:30 o alle 10, non ti preoccupare, è importante che ti svegli sempre alla stessa ora. Noterai che svegliandoti sempre alla stessa ora, ma indicativamente presto, alle 6:30, 6 in estate, 7, 7:30 in inverno, noterai che ti addormenterai la sera anche prima, perché è normale i primi 2-3 giorni sarai veramente morto, cioè sei proprio stanco, perché ti sei svegliato molto presto. Però dopo 3, 4, 5, 6 giorni, una settimana, noterai che questo ciclo diventa normale e non ti sveglierai mai stanco come prima. Numero 10. Non ossessionarti. Non ossessioni. Cosa intendo per non ossessioni? Ora, ci sono questi bei orologi, l'Oura Ring, quei dispositivi che ti monitorano la fase REM, i cicli del sonno. Evitiamoli in questa fase. Se soffri di insonnia, evita qualsiasi cosa che ti monitora il sonno, perché non è da questi dispositivi che inizi a curare o ad avere una remissione dell'insonnia. Prima bisogna utilizzare appunto questi 3 fattori: comportamenti, emozioni e pensieri, e poi vediamo la monitorazione della fase REM e quant'altro, ok? Questo non è idealmente la fase per ossessionarti da dispositivi. Quindi, quando parliamo di questo triangolo, che è la terapia cognitivo-comportamentale per l'insonnia, abbiamo parlato di molti comportamenti qui nei 10 punti, ma non abbiamo parlato tanto di emozioni e pensieri, che sono molto probabilmente quelli che ti tengono sveglio la notte. Quindi, se ci sono dei pensieri che ci tengono sveglio la notte o non ti fanno addormentare, dobbiamo andare a, non dico risolverli, ma portarli fuori dal nostro corpo-mente, dal nostro sistema. Come lo facciamo? Questo è un qualcosa che funziona molto molto bene, ti stupirà quanto funziona bene e quanto semplice è. Prendi un foglio e scrivi qua i pensieri e qui le soluzioni sulla destra. Quindi cosa intendo? Prima di andare a dormire, magari dopo cena, se c'è qualcosa che devi processare, meglio processarla prima, quindi parliamo di pensieri e emozioni, che durante la fase di addormentamento, magari la notte, perché questo ti mantiene attivo. Quindi se ci sono dei pensieri o delle preoccupazioni, scriviamole su un foglio, quindi preoccupazione o pensiero 1, e lì semplicemente lo noti. E noterai anche che ci sono idealmente delle soluzioni, uno step 1, uno step 2, uno step 3 per risolvere quella soluzione, se ce l'hai. Se non ce l'hai, semplicemente scrivi non ho soluzioni al momento. Magari hai 2 o 3 preoccupazioni prima di andare a dormire e idealmente le vai a scrivere e scrivi le soluzioni se ce l'hai e anche se non ce l'hai. Questo porta fuori dal dentro il tuo cervello le problematiche e ti fa andare a dormire. Quando arriverai nella modalità di addormentamento o nella nottata che ti sveglierai e penserai a dei problemi, idealmente questi qua che hai messo a sinistra, ti ricorderai che hai scritto un foglio e l'hai messo di fianco al comodino. Questo comportamento ti libererà da quel pensiero ossessivo di rimuginazione di quella problematica. Quindi ti riporterà nella fase di addormentamento. Questo è normale, sembra una cosa magica, ma funziona. Quindi guarda questi 10 punti e dimmi quale di questi 10 vuoi implementare o hai già implementato nei commenti di questo video. Ritorniamo dal punto 1, non alcol prima di andare a dormire, cena leggera, ok? Stoppa gli schermi 30-40 minuti prima di andare a dormire, evita gli stimoli di stress, quindi attivare il tuo corpo magari con lo sport
evitalo se soffri di insonnia. Calore prima, freddo dopo, quindi andiamo a farci un bagno caldo, una doccia calda e ci raffreddiamo naturalmente. 6. Camera fresca, letto fresco, idealmente 18-19 gradi, buio totale, tempo, prendete il tempo delle 8 ore, sempre alla stessa ora. Questo è molto, forse la cosa più importante, ricordati che questo è forse quello più importante, almeno per me, dei 10 punti. Svegliati sempre alla stessa ora, anche se sei stanco, svegliati sempre alla stessa ora, perché dopo 3-4 giorni inizi a prendere il ritmo, anche nel weekend. Non ossessionarti da questi dispositivi qua o da altri dispositivi che possono andare a monitorare il sonno. Questo è tutto. Io sono Alessio Veneziano. Se hai problematiche di dolore persistente, insonnia e vuoi fare parte, vuoi prendere accesso a un programma di riabilitazione ideato proprio a queste problematiche, puoi guardare il link in descrizione perché ti puoi candidare per uno dei nostri programmi di gruppo che si fa ogni mese e mezzo. Quindi guarda il link in descrizione, lì troverai tutte le istruzioni per candidarti e vedere se possiamo seguirti. Ma questi 10 punti fanno già il 50, 60, se non 80% del lavoro già, ok? Scrivimi nei commenti se questo video ti è piaciuto e iscriviti al canale per i prossimi video. Ciao e alla prossima!